Buonasera e ben ritrovati con i TG Flash di New Sicilia. Un incidente stradale si è verificato nel tardo pomeriggio della giornata di oggi lungo la Nazionale. Il bilancio del sinistro è di 2 persone ferite. L'impatto, secondo i primi accertamenti, è avvenuto precisamente nel tratto di strada costeggiato dalla fitta vegetazione che porta alla rotonda dell'ospedale Cannizzaro. Il traffico, a seguito di quanto accaduto, ha subito bruschi rallentamenti. I carabinieri hanno arrestato un cittadino del Bangladesh di 27 anni, residente a Palermo, che avrebbe picchiato con un bastone, minacciato di morte e chiuso in casa la moglie, impedendole di uscire portando con sé i documenti di riconoscimento. Il marito più volte le avrebbe urlato contro di farla a pezzi, mettendola in una busta e lasciandola fuori dalla porta. Francesco Picarella, assessore al comune di Agrigento, si è dimesso in mattinata. Picarella ha inviato una lettera protocollata al sindaco Miccichè. In giunta da 2 anni ha ricoperto gli incarichi con deleghe di sviluppo economico, promozione del territorio, tutela delle tradizioni, piano per il commercio, sportello unico per le imprese, eventi cittadini di proporzione economica settoriale, turismo e polizia locale. Breve tregua dal maltempo in Sicilia per la giornata di domani, 2 dicembre 2022. Si accantonano almeno per un po' le fastidiose piogge e condizioni meteo avverse. Le province siciliane più calde risulteranno essere, secondo le previsioni meteo, Messina e Palermo, con massime di 18 gradi. Attenzione al vento che soffierà a tratti forte di scirocco su gran parte del centro-sud, con raffiche anche di 70 km/h. Ed è tutto per questa edizione, il prossimo appuntamento sarà domani alle ore 10. Procar, centro assistenza autorizzato BMW e Mini, adesso anche BMW Motorrad, via George Marshall 7, Mister Bianco, Catania.